Ciao a tutti, vi chiedo solamente qualche attimo di attenzione perché con questo video vi presentiamo la preparazione della mostra Verde Sardegna, Quartu Città Fiorita. È una mostra che viene allestita nell'ex convento dei Campuccini a Quartu Sant'Elena, in piazza Azzuni, angolo via Brigata Sassari, ed è patrocinata dall'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena. Quindi i miei ringraziamenti vanno al sindaco, il signor Mauro Contini, all'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura Guido Sarrizzu ed inoltre all'assessore all'ambiente, alla signora Luisella Sarrizzu, nonché tutti quanti quelli del cantiere comunale e del comune stesso. Come vedete stiamo allestendo, abbiamo un po' di varietà di erbe, fiori, piante, dagli agrumi alla pianta selvatica, alla vegetazione tipica della Sardegna. In mano abbiamo un fiore che è pungente, quindi la chiamiamo spina di Cristo volgarmente, ed inoltre avremo modo di vedere in esposizione tantissime altre specie di piante esotiche. Piante esotiche per esempio tipo le tilandie che ci presenta la società Zenith, oppure le piante grasse e bello che ci presenta Maiva, oppure una grandissima esposizione, varietà di piante, fiori, orchidee, una collezione di rose per conto e per interesse della Maiva, Agra di Cagliari. Cosa dire? Sono un po' stanco perché il tempo è tiranno, quindi il tempo vola. Sto dedicando questi minuti appunto per potervi presentare un'anteprima della mostra e potervi incuriosire, di modo che possiate venire. Ma durante la mostra ci sarà anche un altro spazio, non solamente gli spazi vari delle erbe aromatiche, delle piante selvatiche, dei cisti, delle lavande eccetera, ma anche l'angolo dello scambiamo. In questo angolo, che viene curato da Patrizia Simbola, potrete scambiare le vostre piantine, quelle che magari avete in più, le portate qui e se trovate qualcosa che può essere di vostro interesse potrete scambiarle. Ci sarà Patrizia a seguire e a curare questo settore. Avrete visto nella panoramica, avrete intravisto a Fisio, oppure a Roby, o anche a Gabri Manca, che è una botanica e che durante tutta quanta l'esposizione ci parlerà sporadicamente, ma sarà a disposizione di tutti, ci parlerà delle piante e delle erbe aromatiche eccetera, essendo lei una brava botanica. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, alle 10 l'inaugurazione, alle 16 ci sarà invece una sfilata per bambini, una sfilata con bambini, con abiti primaverili, e inoltre ci saranno diverse altre sorprese. Per quanto riguarda la domenica invece, durante tutto il giorno noi anticipiamo la festa della mamma. A tutte le mamme accompagnate dal bambino offriremo un piccolo fiore in omaggio e in ricordo della manifestazione stessa. Alle ore 17 poi ci sarà il professor Pino Fois, che è un grandissimo botanico, ex curatore dell'Orto Botanico di Cagliari, che ci parlerà invece delle metodologie dell'uso delle erbe nell'arte culinaria in Sardegna. Noi vi aspettiamo, che dire, forse pretendiamo un po' troppo, ma ci auguriamo di trovarvi davvero numerosi qui alla mostra. Sono qui vicino a un pozzo antico, se continua di questo passo non so se ci andrò a finire dentro io. Bene, vi ringrazio, l'appuntamento per domani alle ore 10.